Professor Naccarato, mafie e nord-est, perché trovano terreno fertile qui? Il terreno fertile deriva soprattutto da alcune caratteristiche del nostro territorio. La prima è la posizione geografica, quindi un'area di passaggio e di scambio in particolare col nord e con l'est Europa. La seconda è legata alla ricchezza presente in questa regione, in particolare a un tessuto di piccole e medie imprese che sono meno controllate rispetto alle grandi imprese. Terza questione, una presenza di un tessuto finanziario fatto di banche piccole e del vecchio sistema del credito cooperativo che era molto meno controllato del resto del sistema creditizio, e poi c'è questa forte propensione all'infedeltà fiscale fatta di elusione e di evasione, che è uno degli strumenti che purtroppo le mafie utilizzano, e quindi si sono appoggiate su questa grande evasione per riciclare. Ultimo aspetto importante è la vicenda del traffico di stupefacenti. Il Veneto è una regione dove il consumo è molto elevato, c'è una domanda molto forte, le mafie sono il più grande gestore, organizzatore di traffici di stupefacenti e naturalmente li vendono dove esiste la domanda, e purtroppo quindi la presenza deriva anche da questo. L'impressione è che la situazione sia molto preoccupante, nel senso che in passato la presenza delle organizzazioni criminali che si basavano anche su rapporti con la mafia del Brenta è una presenza che in qualche modo ha attecchito in questi territori, ha investito molto per riciclare denaro, in particolare nel settore turistico. Il Veneto orientale dal punto di vista del turismo è una realtà molto importante, quindi si è prestata molto a questo tipo di attività. Mafie e comuni, perché cercano un aggancio? Il rapporto di solito è il tentativo di influire su alcune operazioni di natura urbanistica, quindi cercare di controllare il governo del territorio. Questo avviene soprattutto nei comuni più piccoli perché i controlli sono minori e le richieste finanziarie e di risorse da parte dei comuni sono maggiori, quindi è un modo che apparentemente propone degli affari convenienti per i comuni, i quali invece poi si trovano in condizioni molto impegnative. Cos'altro dovremmo aspettarci dai comuni di Eraclea e limitrofi? Se arriverà lo scioglimento del comune e quindi a un meccanismo di elezioni anticipate, sarebbe importante che tutta la parte della cittadinanza che non ha condiviso, che è rimasta stupita, infastidita da questi comportamenti, riesca in qualche modo a organizzare una presenza civica diversa e a risanare quell'amministrazione comunale. Attualmente la consapevolezza anche all'interno delle redazioni c'è, perché comunque è 20 anni che si fanno inchieste, al di là delle risultanze giudiziarie, che si fanno inchieste, che comunque ci sono arresti che ti portano a fare 1+1, perché il lavoro del giornalista da una parte è la cronaca a schietta, no? Quello che succede di giornata, ma l'altra parte è anche collegare perché c'è la presenza di un mafioso al confino, se ancora non si usa più, però perché proprio a San Donà piuttosto che a Eraclea, piuttosto che in Riviera del Brenta. Ecco, allora nel momento in cui riesci a mettere insieme questi tasselli che sembrano apparentemente disuniti, magari ti viene fuori un disegno di un certo tipo. Dopodiché è ovvio che per condannare qualcuno o per provare qualcosa ci vuole anche il supporto delle forze dell'ordine. È un gioco un po' dei ruoli. In ogni caso per me il giornalista deve sempre raccontare quello che vede, sempre, e deve essere sempre dalla parte della legalità. Il pericolo che io vedo è farsi strumento inconsapevole di questi esponenti della criminalità organizzata. Qual è il ruolo di Avviso Pubblico? Beh, quello di costituire uno strumento ad uso delle amministrazioni locali per intanto prendere consapevolezza di un fenomeno che ormai sta interessando anche le regioni del nord da tempo, di cui facciamo fatica ad accettare l'esistenza, che è appunto quello della criminalità organizzata. In conferenza dei sindaci sono contento che la Presidente Silvia Susanna abbia aderito alla richiesta di poter portare questo argomento, e cioè la possibilità di adesione dei comuni ad Avviso Pubblico all'interno della conferenza, e quindi a breve vedremo con i colleghi di affrontare questo argomento. La situazione regionale qual è? Ma da un certo punto di vista è positiva per l'investimento che sta facendo Regione del Veneto con una legge istituita ad hoc ancora nel 2012 per affrontare questo tema, intanto investendo sui ragazzi, e quindi c'è un percorso che coinvolge anche le scuole di San Donà e che porterà il prossimo 21 marzo ad un evento regionale già alla quinta edizione.
L'altro tema importante è la formazione del personale, in particolare polizia locale, ma anche chi si occupa ad esempio di anticorruzione, su un percorso di legalità che poi alla fine porta vantaggio anche all'attività degli amministratori.